Quinta corsa, premio Monsoleil FD. Sono cavalli anziani. 10 al via, 1 Ussaro Egral, Roberto Andreghetti, 2 Vanda la Guapa, Gianvito D'Ambroso, 3 Amber Kronos, Giorgio Cassani, 4 Umimma, Maurizio Cheli, 5 Vento del Pino, Roberto Vecchione, 6 Vassallo, Nicola Bortolotti. In seconda fila 7 Victor Leo, Marco Stefani, 8 Unguento, Manuele Matteini, 9 Verdi Prav, Edoardo Baldi, 10 Vaclav Lux, Tommaso Gambino. Corsa di difficile decifrazione, rinuncia al lancio Vassallo. Stacco della macchina, veloci, Umber Kronos e Ussaro Egral. Poi Vanda la Guapa che cerca posto alla corda. Segue due duellanti Umimma. Tanto Ussaro Egral rientra alla femmina che cerca di farsi posto alla corda. Manovra che non riesce perché serra sotto Vanda la Guapa. 14,7 i primi 200 metri. Terza la corda è Victor Leo. Quindi in vantaggio Ussaro Egral, Roberto Andreghetti. Umber Kronos è di fuori scoperta con in schiena Umimma. Vanda la Guapa, seconda la corda davanti a Victor Leo, 400 in 32. Vediamo uscire al largo anche il numero 8 di Unguento. Intanto arriviamo ormai al paletto dei 600 metri passati dal figlio di Chirone Dei in 46. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Ussaro Egral affiancato da Amber Kronos, poi la pariglia Vanda la Guapa e Umimma. Seguono poi Victor Leo, Unguento, Vaclav Lux e Verdi Prave. Il giro in 1-1-1, 15-1 qui davanti alle tribune. Conduce sempre Ussaro Egral con di fuori scoperta Amber Kronos, Umimma in seconda pariglia. La Saura Vanda la Guapa lì alla corda, chilometro in 1,16,5, 15,4 la fazione della curva. Ora rompe gli indugi Manuele Mattini con Unguento che non trova posizione da parte di Umimma e si lancia in terza ruota. Intanto Ussaro Egral è ancora in vantaggio su Umber Kronos che comincia a cedere. Vanda la Guapa è lì seconda alla corda tonica davanti a Victor Leo. Avanza Unguento su Ussaro Egral, poi si prepara anche Vanda la Guapa. Siamo a 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Ussaro Egral attaccato da Unguento, retta d'arrivo, cerca di difendersi Ussaro Egral, ma numero Unguento 6 Vassallo squalificato. 50 metri passa Unguento e viene a vincere sul 7 di Victor Leo, mentre probabilmente Ussaro Egral difende il terzo da Vanda la Guapa all'esterno. 1,15,6 la media al chilometro. Unguento, Manuele Mattini alla guida al training, viene a vincere di spunto. Rivediamo la retta d'arrivo del figlio di Yankee Slide che batte Victor Leo che si è lanciato di dentro, mentre per il terzo la foto è molto stretta tra Ussaro Egral e Vanda la Guapa. Quindi Unguento, la quota di 2,23 in chiusura, era anche il favorito. Sicuramente secondo Victor Leo per varchi interni, mentre proviamo a vedere, facciamo veramente fatica a sbilanciarci per il terzo posto, sono vicinissimi due. Lasciamo volentieri il compito al giudice d'arrivo per decifrare chi è terzo tra Ussaro Egral e Vanda la Guapa.